Buongiorno in diretta con Focus TG. Un intero paese in lutto per la morte dei ventenni nello schianto di Asiago a Lusiana Conco, i funerali di Nicola e di Pietro, il dolore e il cordoglio di un'intera comunità. Andiamo in diretta da Marta Zatta e dall'operatore Edoardo Paris. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. In questo momento ci troviamo all'interno della chiesa di Lusiana Conco, dove oggi alle 15 si svolgeranno i funerali dei due ventenni che hanno perso la vita in quel tragico incidente ad Asiago. In compagnia sono con il vice sindaco. Sì, allora abbiamo un problema di collegamenti. Ecco, adesso è ripreso. A te Marta di nuovo, sentiamo, vediamo. Ecco, ci stavo dicendo che sono in compagnia del vice sindaco Luca Girardi, oggi proclamato lutto cittadino, bandiere a mezz'asta, tutta la comunità ferma per stringersi attorno alle famiglie di questi due ragazzi strappati troppo presto alla vita. Vice sindaco. Certo, oggi per noi, per la nostra comunità, è il giorno del dolore, il giorno del pianto, il giorno della vicinanza alle famiglie di Pietro e Nicola. A poca distanza dal funerale dell'altro ragazzo siamo qui appunto a piangere questi due nostri compaesani e vogliamo unirci come comunità alle famiglie proprio per essere vicini a loro, insomma, in questo momento così tragico, insomma, ecco. Sì, insomma è un momento difficile, lo vediamo adesso, sono state siccome la chiesa può contenere al massimo 250 persone, insomma è prevista una folta partecipazione di gente. Nel sagrato della chiesa sono state disposte delle sedie per permettere insomma a più persone possibili di partecipare. Vice sindaco, tra l'altro ieri sera è stata organizzata anche un momento di preghiera, una fiaccolata proprio qui. Sì, ieri sera eravamo in tantissimi, eravamo in molti. La chiesa e il sagrato davanti alla chiesa era strapieno di gente, ma prevedo che oggi saremo in moltissimi, molti di più, e noi ci siamo preparati per far sì appunto che questa cerimonia fosse partecipata da più gente possibile. Come vede, la piazza adesso è totalmente stata chiusa, verrà chiusa al traffico e quindi prevederemo che ci sarà moltissima gente, insomma, ecco, alle esequie di questi nostri due giovani ragazzi. Ecco, quindi il funerale inizierà alle 15, noi ovviamente saremo qui a seguirlo. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie molte Marta Zatta. Vediamo la prima pagina del giornale di Vicenza, un altro lutto. È morto Kevin Bonaldo dopo un mese di coma. Il ciclista 25enne non ce l'ha fatta. L'atleta era stato colto da malore alla Piccola Sanremo ed è deceduto dopo un mese di coma. La famiglia ha detto che ha lottato fino all'ultimo. Ed è morto dopo 13 giorni di agonia il 39enne di Cairano, colpito da un pugno alla sagra di Fontigo. Fatale il colpo alla tempia, rimediato cadendo. L'aggressore, un cabarettista di 62 anni di Pederobba, è ora indagato per omicidio preterintenzionale. Mio cugino si è alzato di colpo, vedendo che io ero per terra. Si è alzato io all'improvviso e gli domanda per che motivo ti ha tratto giù mio cugino per terra. E lui subito gli ha sferato un pugno e poi lo ha preso di fianco e lo ha proprio buttato di forza per terra sulla corsia. È una fine assurda quella toccata al 39enne di Cairano San Marco, Mario De Marchi, morto dopo 13 giorni di agonia. La sera dell'11 ottobre, mentre si trovava con il padre e il cugino alla sagra di Fontigo di Sernaglia della Battaglia, dove era andato per ascoltare la band Segnali Caotici, di cui era appassionato, è stato colpito al volto da un 62enne di Onigo di Pederobba, Fabrizio De Poi, dopo un botta e risposta prima su un giubbotto e poi sui piatti appena portati in tavola che l'uomo aveva sottratto al terzetto. Di mezzo anche qualche bicchiere di troppo. Mario sanguinava, è stato medicato ed è rimasto cosciente nelle prime fasi. E questo tizio qua gli ha chiesto anche scusa a mio cugino, scusa, volevo, ho fatto apposta, e mio cugino ha detto
Scuse, non voglio le tue scuse. Aitami domani mattina, che sarebbe stata domenica, domani mattina ti denuncio. Poi la situazione è via via precipitata. De Marchi abitava col papà Claudio in via Tintoretto e lavorava in un'officina meccanica. La mamma Silvana era mancata 3 anni fa. La sorella Tania, che all'indomani dell'aggressione aveva parlato di atto di inspiegabile crudeltà, ha salutato Mario con un post sui social. Ciao fratellino, stavolta hai voluto fare un aperitivo davvero speciale, ci mancherai tantissimo. Il suo ultimo compleanno, il 39enne, l'ha trascorso su un letto di ospedale, ma al bar del paese hanno lo stesso brindato a lui come segno di affetto e vicinanza. Ci aggrappavamo alla speranza che potesse venire un miracolo, perché quello serviva. Sapevamo che non poteva stare più di tanto qua con noi. Donatore del sangue, alpino, volontario della Proloco, Mario era sempre pronto a spendersi per gli altri. Mario era Mario. Basta, io non ho niente da dire. Era un ragazzo speciale perché soprattutto nel volontariato lui si dava da fare, aiutava gli alpini, faceva parte della Proloco, era un avvisino, il tempo libero che aveva l'ha sempre dedicato agli altri. Lascia un vuoto perché per tante cose Mario c'era. E adesso purtroppo non c'è più. Fino all'ultimo abbiamo sperato di rivederlo. Purtroppo questo non è stato. Possiamo solo ricordarlo per la sua buona volontà e per quello che lui faceva, che ci dava una mano, che sempre disposto, e quello che si prendeva la voglia di fare lo portava a termine. Adesso ci troveremo, raduneremo e vedremo un attimo come dare il saluto nel miglior modo dei modi. Sull'aggressore, Spagnol preferisce non esprimersi. Qua bisogna capire, sarà la giustizia a dare il suo esito. Non dico nulla, cioè, c'è già troppa violenza, quindi è inutile darne sopra quella che c'è già. Quindi vediamo un attimo come sono andati i fatti e come andrà a finire. Sul caso è stato aperto un fascicolo su cui il sostituto procuratore Giulio Caprarola dovrà aggravare l'ipotesi di reato. Il 62enne che ha sferrato il pugno, cabarettista Dionigo, salito alle cronache in passato per le sue canzoni goliardiche, sarà indagato per omicidio preterintenzionale. A svolgere le indagini sull'aggressione dall'epilogo tragico i carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, intervenuti alla festa di Santa Libera a Fontigo, dove il 39enne era andato a trascorrere una serata in allegria, trovando invece la morte. Servizio di linea Paronetto, e si sono svolti stamane in forma strettamente riservata su ordine del questore di Venezia Gaetano Bonaccorso i funerali di Dolores Dori, ferita all'interno del campo nomadi di Lonato del Gardo e poi morta dopo essere stata abbandonata fuori dall'ospedale di Desenzano. La cerimonia si è svolta alle 6:30 di questa mattina nel cimitero di Prozzolo di Camponogara, dove la salma è giunta dall'Istituto di Medicina Legale di Brescia, dove si è svolta l'autopsia. Per motivi di sicurezza è stato disposto il trasporto attraverso l'itinerario più breve, senza cortei e con vigilanza delle forze dell'ordine. Adesso andiamo a Venezia in diretta da Filippo Fois, perché i lavoratori della Fenice continuano la loro battaglia contro la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, non la vogliono e addirittura chiedono le dimissioni del sovrintendente che l'ha nominata. Colabianchi in diretta. Filippo Fois, a te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, buongiorno anche a Marco Trentina, che è segretario provinciale della FIALS, che è il sindacato che segue i musici, uno dei sindacati che stanno seguendo i musicisti. Dunque Trentina, noi ci eravamo interrotti con la vostra dichiarazione fatta proprio dalla scalinata del teatro che è alle nostre spalle, di quel concerto che poi avete tenuto gratuitamente in Campo Sant'Angelo. In quell'occasione vi eravate incontrati con il sindaco Luigi Brugnare e proprio con il sovrintendente Colabianchi, che erano due figure di mediazione. Oggi però chiedete le dimissioni anche di Colabianchi. Perché? Beh, perché dopo l'ultimo incontro con il sovrintendente e sindaco ci aspettavamo, e dopo la nostra dichiarazione di sciopero ci aspettavamo
come di prassi, come di norma, insomma, ci aspettavamo una convocazione ad un incontro per cercare di trovare una soluzione che noi in qualche modo avevamo anche prospettato. Qual era la soluzione? La soluzione era semplicemente che riprendeva un po' la proposta del sindaco, cioè provare la signora Venezzi in un'occasione durante questa stagione o la prossima e poi verificare la fattibilità della sua nomina. E questa per noi era una soluzione che però doveva prevedere appunto che a fine del percorso di prova si potesse dare un giudizio e sulla base del giudizio prendere una decisione. Viceversa il sindaco e il sovrintendente hanno sempre risposto che a prescindere da come sarebbe andato questo percorso di avvicinamento di prova, comunque la nomina sarebbe stata, comunque fossero andate le cose, la nomina sarebbe stata comunque confermata. Ecco. Ma adesso cosa succede? Perché siamo a un muro contro muro oramai, come credo non si vedesse alla Fenice da parecchio tempo, almeno io non me ne ricordo uno sì. Ma io non sono 35 anni che sono in teatro, non ho mai visto una cosa del genere. Prima di me c'era mio padre dal 1970 e non ho mai visto, sentito una roba del genere. Ci sono stati molti scontri in Fenice per varie cose, ma una cosa del genere, un muro contro muro così non si è mai visto. Cosa succede? Adesso noi non abbiamo nessuna intenzione di recedere dalla nostra richiesta e dalla nostra protesta, insomma, anche perché poi voglio dire c'è il mondo che ci guarda. C'è parecchio tempo comunque davanti perché la maestra Venezzi quando dovrebbe prendere servizio a ottobre dell'anno prossimo? Si mormora, si dice, no, si mormora, si parla di ottobre del prossimo anno. Per cui passerà parecchia. Senta, le faccio un paio di domande visto che siamo già in chiusura, alle quali chiedo anche una risposta abbastanza breve. Partiamo da lei. Il sindaco Luigi Brugnaro ha detto: io non capisco perché quello lì, che sarebbe lei, continua a protestare visto che tra un po' va in pensione. Ma innanzitutto devo dare una notizia al sindaco, non vado in pensione a giugno come lui ha dichiarato sui giornali, ma non solo non vado in pensione a giugno, dopodiché se i lavoratori lo riterranno opportuno continuerò la mia attività di rappresentante sindacale. Viceversa mi risulta che sarà proprio il sindaco che a giugno ci lascerà perché non potrà più candidarsi e quindi ecco, diciamo che il sindaco rappresenta un po' il passato e speriamo che il futuro sia un po' più roseo rispetto a una nuova amministrazione. Cola Bianchi invece, e con questo veramente chiudiamo, ha detto: questa è una protesta politica che ha un preciso colore politico ed è fatta soprattutto perché si tratta di una donna. Lei ha detto: la stanno buttando in politica perché non hanno argomenti dal punto di vista artistico. Ma certo, noi abbiamo sempre contestato il metodo e il merito di questa nomina, non abbiamo mai parlato di politica, abbiamo fornito degli argomenti sul merito e anche sul metodo che sono assolutamente apolitici. Ripeto, chi la butta in caciara sulla politica piuttosto che sul sessismo, come ci ha tacciato il sovrintendente qualche giorno fa, è perché non ha argomenti da controbattere sul merito, ma sono argomenti che abbiamo prodotto noi e che tutta la gran parte dell'opinione pubblica, del mondo culturale che sa di cosa sta parlando, condivide con noi. Grazie. Allora, dobbiamo aspettarci delle altre iniziative di protesta comunque durante la stagione? Penso proprio di sì. E su questo per ora restituiamo la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e a Tommaso Migot per la parte tecnica. Beatrice Venezzi non intende fare passi indietro, per cui insomma questa situazione surreale non si sa bene fino a quando potrà andare avanti. A danno poi della cultura e della musica. È stato condannato all'ergastolo Eric Zorzi, il 42enne di Abano Terme, a processo per aver ucciso la moglie Nicoletta Rotaru nel 2023, simulandone il suicidio. A deciderlo la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, che ha letto la sentenza ieri pomeriggio. In nome del popolo italiano, Corte d'Assise di Padova, letti gli articoli 533 e 535 del Codice di Rito, gli articoli 29 e 32 del Codice Penale, dichiara l'imputato Eric Zorzi responsabile del reato a lui ascritto e per l'effetto lo condanna alla pena dell'ergastolo, oltre che al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere. Ma
Massimo della pena ha ascoltato la sentenza senza mostrare emozioni. Eric Zorzi, il 42enne camionista di Abano Terme, accusato di aver ucciso il 2 agosto del 2023 l'ex moglie Nicoletta Rotaru strangolandola e poi simulandone il suicidio. È stato condannato all'ergastolo e al risarcimento di 250.000 euro. Confermata anche la revoca della patria potestà e i risarcimenti disposti per le parti civili, le figlie minori, i familiari di Nicoletta e il Centro Veneto Progetti Donna. La Camera di Consiglio, durata oltre 4 ore, ha emesso il verdetto inviando gli atti in procura per chiarire e valutare lo svolgimento delle indagini da parte dei carabinieri. Quello che c'è scritto, esatto, è procura controlla se le indagini, se quello che hanno fatto i carabinieri intervenuti sono stati fatti conformemente alla normativa oppure se ci sono state delle omissioni, delle carenze. Questo è quello che ha chiesto la Corte. Nicoletta poteva essere salvata. Esatto, è questo quello che sentiamo di dover poi ammettere. Sì. Nel corso del processo contro Eric Zorzi tutto è ruotato attorno all'audio che il cellulare di Nicoletta aveva registrato la notte del delitto e che era stato scoperto solo alcuni mesi dopo l'omicidio della donna, omicidio che in principio era stato archiviato come suicidio. La mattina del 2 agosto Zorzi aveva chiamato i soccorsi dicendo che l'ex moglie si era chiusa in bagno e non la sentiva più parlare. Quando i carabinieri arrivano, sfondano la porta chiusa da dentro e trovano Nicoletta riversa nella doccia con la cintura stretta al collo. A far trovare l'audio le legali della famiglia Rotaru, che sapevano della situazione familiare esasperante della donna che da anni subiva violenze e umiliazioni sempre registrate con il cellulare. Credo che la giustizia sarebbe dovuta intervenire ben prima nel caso di Nicoletta e credo che l'abbia preso atto. È la prima volta che io sento un pubblico ministero che diciamo stigmatizza in maniera così pesante l'operato delle forze dell'ordine e il non operato delle forze dell'ordine. Per la difesa le prove contro Zorzi invece non lo incastrerebbero contro ogni ragionevole dubbio. Una profonda delusione, anche perché abbiamo lavorato coscientemente, veramente anche credendoci sul serio nella innocenza di Eric Zorzi. Attendiamo i motivi d'appello, siamo anche molto curiosi di leggerli e sicuramente ci sarà un appello. La pubblica accusa ha ricostruito invece nel dettaglio i suoni dello strangolamento, del trascinamento del corpo di Nicoletta e tutti i rumori attribuiti al lungo lavoro di Zorzi, che ha smontato e rimontato la porta del bagno per farla sembrare chiusa dall'interno. Zorzi venne arrestato nel marzo del 2024 mentre usciva dal cimitero di Abano Terme, dove aveva trafugato una foto dell'ex moglie, l'ultimo sfregio nei confronti di Nicoletta, che ha umiliato per anni ma che ora finalmente ha avuto giustizia. Servizio di Valentina Visentina, oggi in regia Tony Esposito e Marco Gagliazzo, e vediamo anche in aula a questo processo la mamma di Nicoletta Rotaru, che ha ascoltato la condanna e si è commossa ricordando la figlia. Sentiamo le sue parole dopo la lettura della sentenza. La toate procesele nu am fost, fiindcă sostanzialmente la signora Rotaru ringrazia la giustizia italiana. È vero che il Nicoletta non tornerà, però è stata fatta la giustizia e si augura che le bambine possano andare avanti e dimenticare almeno quello che riescono. Le lacrime di Eugenia Rotaru quando sente pronunciare la sentenza che condanna all'ergastolo l'assassino di sua figlia Nicoletta, poi l'abbraccio con le avvocate Tatiana Vigia e Roberta Cerchiaro, che l'hanno sempre sostenuta, portando alla luce l'audio che ha incastrato Eric Zorzi. Accanto a lei l'avvocata Tatiana Vigia, che l'ha sempre tenuta informata in tutte le fasi del processo e ora commossa traduce le sue parole. Purtroppo non aveva la possibilità anche economica di partecipare a tutte le udienze, però ha partecipato a distanza e si informava sempre come stavano andando le cose. La mamma di Nicoletta ringrazia la giustizia italiana, ma nel suo sguardo velato di dolore, il rammarico e la consapevolezza che sua figlia avrebbe potuto avere un destino diverso. Carabinierilor di Abano Terme dice di essere rimasta delusa dall'operato dei carabinieri, dai quali si sono rivolti in più occasioni. Lo smarrimento appunto della fotografia sulla tomba di Nicoletta, sull'impossibilità appunto di avere qualche contatto con le bambine. Si augura che tutte le donne possano appunto le donne maltrattate possono uscire dalle situazioni di maltrattamento.
Una serata di tensione a Cortina d'Ampezzo per una fuga di metano generata accidentalmente a pochi passi dal centro cittadino. Contemporaneamente è tornato a scattare il rosso sulla Alemagna, strada statale 51, per il rischio di nuove colate detritiche dalla Croda Marcora, l'Alemagna che è rimasta bloccata molto spesso proprio dopo intense precipitazioni. Paura in serata a Cortina d'Ampezzo per una fuga di gas che ha tenuto per alcune ore con il fiato sospeso i cittadini della Perla delle Dolomiti. Pochi minuti dopo le 17, quando una conduttura di media pressione del gas è stata involontariamente tranciata da un escavatore apparentemente impegnato per la posa di linee elettriche nella zona della piscina, a poche centinaia di metri dal centro del paese. Una situazione che sarebbe potuta degenerare con il rischio di evacuazione scongiurato dall'intervento dei tecnici di Italgas e dei vigili del fuoco, assieme a Protezione Civile e Polizia Locale, che hanno interdetto la zona al transito fino alla messa in sicurezza della condotta, realizzata grazie a un bypass. Contemporaneamente, a pochi chilometri di distanza, il sistema di allarme pluviometrico sulla frana della Croda Marcora a monte della statale 51 di Alemagna è tornato ad attivare il semaforo rosso in conseguenza delle copiose precipitazioni, con il rischio di innesco di colate detritiche sulla sede stradale. Anche in questo caso il rischio è rientrato e la circolazione è potuta riprendere dopo una trentina di minuti. Servizio di Stefano Bozzi, ed è stata sfiorata una tragedia a Vicenza in un bar di Viale dal Verme, perché un'auto ha sfondato la vetrina e la vetrina è caduta addosso ad alcuni clienti all'interno del locale. Tutto in pochi istanti, all'improvviso. La tragedia sfiorata, la paura, la vetrata sfondata che travolge i clienti, il miracolo, tutti salvi, qualcuno se l'è cavata con qualche graffio, qualche livido, piccole ferite, ma per fortuna non ci sono vittime. Siamo a Vicenza, nel trafficato Viale dal Verme, in questa pasticceria che poco prima delle 11 del mattino è frequentata da diversi clienti, si vivono attimi di panico. Un forte botto, un grosso SUV urta alla vetrina che cede e cade addosso a due uomini e a una donna che in quel momento stanno bevendo un caffè al bancone. Io ero qui, ho sentito la botta e sono corsa a tirare sul vetro perché c'erano dei clienti sotto. E la titolare della pasticceria a raccontare quegli attimi spaventosi. Alla guida del SUV una signora che stava parcheggiando proprio davanti alla vetrata del locale, ma qualcosa non ha funzionato. Un'automobile elettrica stava parcheggiando davanti appunto al negozio e per qualche malfunzionamento probabilmente non si è fermata e è entrata nella vetrina. Ma la signora che stava guidando era in panico, poverina, era in stato di shock, è corsa anche lei a vedere cosa fosse successo perché la macchina doveva fermarsi e non si è fermata. Viene lanciato l'allarme, sul posto arriva un'ambulanza del SUAM 118, uno dei 3 clienti viene portato in ospedale in codice giallo, ma per fortuna nessuno appare in gravi condizioni. Già nel primo pomeriggio si procede anche alla riparazione della vetrata. Questa vetrina dai 250 ai 300 kg. Sicuri insomma ci vogliono diverse persone per alzarla adesso. E infatti si mettono in 6 per alzarla. La vetrata antisfondamento viene sollevata a fatica. 1, 2, 3. Visto il peso della vetrata sono immaginabili i danni che avrebbe potuto fare travolgendo i clienti della pasticceria. Insomma, una tragedia, per fortuna soltanto sfiorata. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, e a Treviso sono stati emessi dal questore alcuni DASPO, ce ne parla, e qui stiamo parlando ovviamente di problemi di sicurezza, ce ne parla Federico Fusetti. A te Federico. Buongiorno dalla Questura di Treviso per raccontarvi di una vicenda che risale al 19 luglio scorso, quando una trentina di tifosi delle squadre di calcio di Padova e di Venezia si sono affrontati lungo l'autostrada A27 nell'area di servizio Cervada Est e si picchiarono per una ventina di minuti con cinture, aste delle bandiere, insomma una rissa veramente molto violenta. Oggi dal Questore di Treviso Alessandra Simone sono
sono arrivati 15 DASPO, quindi 15 provvedimenti a carico di altrettanti tifosi che non potranno ovviamente più accedere a eventi sportivi che riguardano anche le loro squadre per molti anni, si arriva addirittura a 10 anni per alcuni provvedimenti, in particolare 2 a carico di tifosi padovani per 7 e 10 anni e gli altri 13 provvedimenti invece a carico di tifosi veneziani. Quel giorno addirittura un tifoso del Venezia che era caduto a terra fu colpito con un fumogeno, si cercò di lanciargli addosso una moto pesante 180 kg, insomma davvero tanta violenza. E adesso però questi provvedimenti così forti che arrivano dalla questura di Treviso con l'aiuto delle immagini, dei testimoni che sono stati sentiti dalla Digos di Treviso, di Venezia e di Padova, e quindi insomma questa vicenda che si chiude con questi provvedimenti. Grazie Federico Fusetti. A Padova fermato dalla polizia un 25enne egiziano che spacciava droga in Prato della Valle. Sentiamo Francesco Rattai. Era stato già arrestato per spaccio di cocaina a luglio e ad agosto di quest'anno il 25enne egiziano richiedente asilo, fermato nuovamente dalla Polizia di Stato in Prato della Valle. Alla vista degli agenti di polizia, l'uomo ha inforcato la bici e ha cercato di darsi alla fuga. Fermato, ha provato a divincolarsi, ma gli agenti sono riusciti a trattenerlo. In tasca aveva 20 dosi di cocaina già suddivise e 740 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Il 25enne è stato quindi processato e portato al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Gli uomini della questura hanno anche portato in carcere un 62enne tunisino che deve scontare una pena di 4 anni e 3 mesi di reclusione. L'uomo era pluripregiudicato e ad inizio d'anno era stato trovato in casa con oltre 1 etto di cocaina. Ora è stato portato al carcere 2 Palazzi di Padova. È un provvedimento di chiusura di 2 sale slot del questore di Padova Odorisio. Non venivano rispettati gli orari di chiusura e per questo la licenza è stata sospesa per 30 giorni. Chiuse per 30 giorni 2 sale di videolottere in via Vigonovese per violazioni delle norme sul gioco d'azzardo. Il titolare cinese, gestore di entrambe le attività, è stato sorpreso più volte a non rispettare le prescrizioni. Il 16 ottobre le volanti hanno trovato il locale aperto e incustodito con le slot accese. Il titolare, impegnato in un'altra sala scommesse vicina, è stato denunciato per assenza di controllo. Un comportamento simile si è verificato anche a luglio, quando un dipendente delegato dal gestore si ritrovava in un'altra sala scommesse. Nel giugno di quest'anno, inoltre, gli agenti hanno rilevato il funzionamento delle macchine in orario vietato, violando la legge regionale. In Veneto il gioco e le scommesse sono vietati dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 per proteggere minori e persone vulnerabili. I comuni possono imporre restrizioni anche più severe. La questura di Padova ha verificato che le macchine funzionavano senza interruzioni, consentendo il gioco continuo. Il questore, Marco Dorisio, ha quindi sospeso per 30 giorni le 2 attività dello stesso titolare per gravi violazioni della licenza. La clamorosa protesta a Conegliano di genitori che non hanno mandato a scuola i bambini per paura che venissero nuovamente colpiti da pugni, calci e offese da parte di un altro bambino, di un piccolo compagno di classe che terrorizza tutti gli altri da tempo. È una protesta che è sfociata anche in un sit-in. Si sono presentati davanti al cancello della scuola elementare con fischietti e cartelli. Sono i genitori esasperati di bimbi che ormai da tempo sono costretti a subire le vessazioni di un compagno di classe. Sono quotidiane le aggressioni verbali, ma anche fisiche, calci, pugni, offese. Così le famiglie hanno scelto di tenerli a casa in questi giorni. Parliamo di aggressioni verso i nostri bambini e non solo. E di fronte a tutto questo la reazione della scuola e delle istituzioni in qualche modo c'è stata, ma noi non la riteniamo
riteniamo insufficiente. Noi vogliamo segnalare dei comportamenti di livello di linguaggio pornografico, a livello di comportamenti indisciplinati, quindi mancanza di rispetto delle basilari forme di vita comune, esempio vessazioni in mensa negli ambienti comuni e anche poi all'interno del materiale scolastico dei singoli ragazzi che si vedono poi privati della propria autonomia. E accade che i bambini chiedano di non andare a scuola per paura, perché non si sentono sicuri nel contesto scolastico, e questo credo che sia l'elemento più critico, perché quando si presenta un'insicurezza e percepiscono di non essere protetti e difesi da quelli che dovrebbe essere un ambiente, diciamo, di serenità, di tranquillità, di felicità, e molto spesso le reazioni possono essere le più disparate. Alcuni bambini hanno dovuto anche chiedere il supporto medico, il supporto di psicologi. Una situazione che ha passato ogni limite, ci spiegano. Nel mirino di questo bullo è finito anche un bimbo con fragilità. I genitori l'anno scorso si sono recati anche dai carabinieri ed hanno bussato alle porte di ogni istituzione, compresa la scuola, ma per ora non ci sono state risposte, nemmeno di fronte ad una maestra costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per un calcio preso da ragazzino. Facciamo un invito alle istituzioni regionali scolastiche di venire qui di persona ad analizzare la situazione. Chiediamo anche al ministro Valditara di intervenire, perché riteniamo che non possa essere ulteriormente accettabile un prolungamento di quelli che sono gli effetti nei confronti dei bambini complessivamente. I genitori del bimbo aggressivo respingono le accuse e ci raccontano: se non dovessero esserci risposte e soluzioni immediate, le famiglie dei bimbi torneranno davanti a scuola, fra le ipotesi quella di spostare i propri figli in altre scuole lontani da quelle violenze e dalla paura. Servizio di Daniela Sizia, i genitori dei bambini vessati dal compagno di scuola si sono rivolti ad un legale, l'avvocato Luisa Pola, perché possa interagire con le istituzioni. Sentiamo ancora Daniela Sizia. Si tratta di dinamiche difficili che stanno portando grossi danni ai bambini dei genitori che assisto. Si sono rivolti a me perché mi interfacci semplicemente, non cercano responsabilità, non cercano, perché sanno che questo problema è un problema che avvolge tutti i soggetti interessati. Non cercano un colpevole le famiglie, ma trovare una soluzione per salvaguardare i piccoli. Dalle istituzioni preposte le risposte però non sono state adeguate. Non c'è stata perché è stato fatto, certamente hanno trovato, a me non hanno mai riscontrato, però sicuramente hanno messo in campo delle risorse, su quello bisogna assolutamente dire, come anche gli insegnanti sono state assolutamente eccezionali nel loro ruolo di venire incontro a tutti, ripeto, perché è una questione di integrazione dinamiche tra bambini. Il problema è che queste non sono state sufficienti, non hanno dato la risposta perché i bambini ancora soffrono. Per il momento la situazione non sembra sbloccarsi, i genitori dei bimbi non intendono sopportare oltre. Se continueranno queste aggressioni, le famiglie torneranno a manifestare e a tenere i piccoli a casa. Ma in questi casi, a livello giuridico, cosa può accadere? Se lei mi chiede in astratto se succedono dei fatti di questa natura, in astratto, in teoria, è il genitore che risponde se ci sono dei danni, se ci sono delle responsabilità, o può rispondere anche chi è preposto a custodire, a vigilare sui minori. Quindi sì, siamo su un piano diverso, siamo su un piano differente, non è quello il piano che vogliamo avere noi. Certo, in astratto sì, teoricamente sì. Non è questo il caso, ci dice il legale. I genitori vogliono solo che i loro figli possano trascorrere le ore a scuola in serenità. E il bullismo purtroppo è una piaga sociale ormai, bullismo, baby gang. Sentiamo le testimonianze delle vittime dei bulli che sono state raccontate all'associazione Furti in Corso. Francesca Bozza. Mi sono trovato una decina di questi ragazzini scapanati che hanno cominciato a inveire contro di me. Lì mi si è dovuto chiudere all'interno di esso, del magazzino, mi si è dovuto barricare dentro, chiamare aiuti, chiamare anche le forze dell'ordine, e dopo un po' che ho cominciato a urlare, a battere le mani vicino alla porta, quindi a fare
tanto rumore. A raccontare questo episodio un residente della zona tra via Fiumicelle e via Pescatori a Treviso. Una sera, mentre si trovava nel magazzino del palazzo in cui vive, ha avvertito dei rumori. Uscito in strada si è trovato circondato dai baby bulli. Ma come racconta lui stesso, non si tratta di un episodio isolato. Anche la figlia un sabato pomeriggio ha vissuto un'esperienza che l'ha profondamente turbata. Erano verso le 3 di pomeriggio e è stata inseguita da un soggetto che stava lì a bivacchiare ubriaco, a fischiargli e a urlargli contro. Lei si è spaventata tantissimo, infatti mi ha subito chiamata, gli ho detto di rifugiarsi in piazza Borsa dove c'erano persone e mettersi vicino a gente, ma queste cose ne accadono quotidianamente, come ho assistito a tantissime risse tra di loro, lanciandosi bottiglie, usando cinghie, catene per picchiarsi. Restiamo sempre in centro a Treviso con la testimonianza di una donna che racconta di essere stata aggredita non solo verbalmente con frasi oscene da un gruppo di ragazzini, ma di essere stata poi bersaglio di sputi al punto da essere stata costretta a rifugiarsi in un panificio. Dal capoluogo ai comuni più piccoli cambiano gli scenari ma non i racconti. Questo arriva da un paese della sinistra Piave che i residenti dicono essere in balia di un gruppetto di 17enni. Abbiamo paura appunto come donna di andare a fare una spesa perché ci sentiamo minacciate all'interno dei supermercati, oppure semplicemente fare una passeggiata all'aperto. Abbiamo paura di incontrarli per strada che appunto ti aggrediscono, ti insultano, ti prendono sotto miro per rapinarti. Sono solo alcuni dei tanti messaggi che ogni giorno Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, riceve su Messenger, su WhatsApp, racconti di aggressioni, minacce o semplicemente lo sfogo di genitori preoccupati per i propri figli. Prossimo anno mio figlio frequenterà le superiori, sapere di mandarlo a scuola e non avere la certezza che ritorni a casa illeso perché potrebbe essere preda di gruppi di baby gang che girano in tasca degli strumenti atti ad offendere, preoccupa. Cittadini che hanno raccontato, chiedendo però un'unica cosa, l'assoluto anonimato. Hanno paura di dire addirittura le vie che vengono percorse dai ragazzi, perché poi dicono: e io cosa faccio, Cristian? Faccio la denuncia per poi vedere che non gli viene fatto nulla perché ci sono 1000 problematiche a livello legislativo e poi alla fine mia figlia o mio figlio deve comunque fare per anni la stessa strada. Demma, impegnato su invito del sottosegretario alla giustizia Ostellari, che ha incontrato in agosto a Roma ad organizzare un convegno sulla sicurezza, sta portando avanti con i senatori alcune proposte, dall'abbassamento dell'età dell'imputabilità oggi fissata a 14 anni alla possibilità di portare i ragazzini sin dalle medie all'interno delle carceri. Per fargli capire che se sono le carceri minorili, come abbiamo visto in questi giorni, piene, forse ci sono delle situazioni in cui li portano lì dentro. E quindi, come si dice con gli incidenti stradali, se devo far vedere per forza un video molto forte e cruento per riuscire a abbassarti la velocità, forse devo farti vedere dove si va a finire se si continua così. Servizio di Francesca Bozza, un'altra, questo per quanto riguarda il bullismo, poi un'altra piaga sociale sta diventando l'emergenza abitativa, in particolare per gli studenti universitari. Andiamo a Padova da Valentina Visentin perché c'è il ministro dell'istruzione Bernini che sta girando, della ricerca Bernini che sta girando per l'Università di Padova. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore. Pochi minuti fa è arrivata la ministra per l'Università e la ricerca Anna Maria Bernini per inaugurare il nuovo campus universitario con 230 nuovi posti letto per gli studenti, per far fronte a quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza abitativa proprio per gli studenti universitari che fanno fatica a trovare un alloggio in città, complice l'aumento dei prezzi spropositati. Qui in via Turazza a tempo record è stato una zona che era un tempo comunque abbandonata, è stato raso al suolo un vecchio palazzo e ricostruito un nuovo edificio appunto con 230 posti letto complessivi, con camere, ristoranti, sale studio. 46 posti letto sono stati destinati sono messi a disposizione per l'ESU, per gli studenti meritevoli e privi di mezzi. La ministra è arrivata pochi minuti fa, tra poco ci dovrebbe essere il taglio del nastro. Si tratta di affitti ovviamente a prezzi favorevoli per gli studenti che in base al reddito appunto potranno avere delle stanze doppie o singole. La popolazione universitaria sfiora le 75.000 unità, ce l'ha appena detto la rettrice Mapelli, nella città che appunto deve poter avere degli alloggi adeguati perché avere alloggi vuol dire anche tutelare il diritto allo studio. Tra poco appunto vi dicevo il taglio del
del nastro con la ministra. Noi abbiamo fatto un giro ovviamente di tutte le stanze per vedere questa nuova struttura all'avanguardia e anche sostenibile. Nelle edizioni serali dei nostri telegiornali il servizio con tutti i dati. Intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Vicentini e a Cristian Rocchi Allende per la parte tecnica. Adesso andiamo a Vicenza perché sono stati sequestrati dei monopattini truccati. Luisa Bertini. Monopattini truccati e fuorilegge, un fenomeno in crescita anche per quanto riguarda la città di Vicenza, per cui sono stati potenziati i controlli da parte della polizia locale che in un mese ha eseguito ben 5 sequestri. Di questo abbiamo parlato con il commissario Chemello della polizia locale, che ascoltiamo insieme. Abbiamo notato un incremento di monopattini e velocipedi elettrici che non sono a norma con quanto previsto dal codice della strada, in particolare mancato uso del casco o 2 passeggeri sul monopattino, ma la cosa che più ci preoccupa è la velocità che questi mezzi stanno tenendo sulle strade della città, e per questo abbiamo messo in campo delle azioni importanti e nelle ultime settimane abbiamo sequestrato e confiscato 5 veicoli, tra cui biciclette e-bike e monopattini elettrici. Negli ultimi mesi sono state quasi 200 le sanzioni, in particolare negli ultimi giorni un monopattino elettrico che è stato trovato a viaggiare a velocità di quasi 70 km all'ora, e quindi con sanzioni che prevedono anche la confisca del mezzo, e un e-bike che da risultanza il banco prova viaggiava a velocità di oltre 50 km orari. In questo caso è considerata a tutti gli effetti un ciclomotore, con sanzioni che vanno dalla guida senza patente al fatto che il veicolo non è assicurato, alla guida senza l'uso del casco e del fatto che il veicolo non è immatricolato. Sanzioni che superano i 6.000 euro, con la conseguenza sequestro e confisca del veicolo, quindi il trasgressore ha perso la proprietà del mezzo. Come al solito diamo conto dei molti furti messi a segno e partiamo da Santa Maria del Rovere, razziati 12 garage di una palazzina vicina alla caserma Salsa. Via Gasparinetti, Santa Maria del Rovere, Treviso. A 2 passi dalla caserma Salsa, nella notte un gruppo di malviventi è entrato nel piazzale privato della palazzina all'angolo della via, scassinato tutti e 12 i garage e rubato una macchina per il lavaggio ad alta pressione e un'auto, una vecchia Panda verde del 1999. Un episodio che è il culmine di molti altri che si sono susseguiti, tra furti di bici e gruppi di persone e ragazzi che incutono timore ai residenti. A farsi loro portavoce l'imprenditore che un paio d'anni fa ha deciso di trasferirsi a Treviso da Miami per uno stile di vita più tranquillo e investire sul territorio. Molta preoccupazione perché sono arrivato qui in Italia da poco, mi sono trasferito e vedo che in questi 2 anni c'è stato già un degrado sociale, l'insicurezza si sta aumentando e poi non parliamo di zone lontane, siamo a 1000 metri dalle mura. Tutto hanno aperto, sono rimasta anche perché io non so, ero abituata che questa zona qui era tranquilla e invece i problemi ci sono e mi dispiace. Ho già contattato il comune, la questura, tutte le forze d'ordine e non mi rispondono. Abbiamo un grande problema con un bar qui all'angolo che ogni sera va con la musica ad alto volume fino alle 2-3, non lascia nessuno dormire e poi attira la gente che si ubriaca, fa delle risse, urinano per strada. C'è anche il problema della gang, baby gang albanese che è qua a minacciare i signori che hanno i negozi. Schiamazzi, litigi, siepi usate come urinatoi oltre le minacce ai negozianti della via. Sei entrato al negozio di qualcosa ha parlato male, di buttato pallone dentro, così, sentito così. Preoccupazione espressa anche dalla signora Rosa, inquilina 77enne del condominio e proprietaria dell'auto rubata riconsegnatale dagli agenti della polizia ancora sulle tracce dei malviventi. In fondo di là, in fondo di qua, si vedono questi gruppi di ragazzi che ti mettono un po' in apprensione. Decisamente adesso mi preoccupo. Speriamo di no, speriamo che non vengano più, ma sa com'è. Vorremmo vivere più tranquilli, soprattutto
loro che hanno i bambini, io che sono una vecchietta. I residenti sperano che con l'arrivo delle forze dell'ordine alla caserma Salsa la situazione cambi, ma chiedono al sindaco un intervento deciso. Volevo chiedere per piacere da signor sindaco per aiutarsi questo palazzo, per questo condominio, per una videosorveglianza. Siamo sicuri che il sindaco sarà sensibile a questi poveri condomini che si sono trovati di punto in bianco dall'essere in un'isola tranquilla ad essere in mezzo alla malavita. Servizio di Edi Kaliman, vediamo la prima pagina del Corriere delle Alpi, anche qui ladri in azione, sconosciuto fra le case a Cirvoia, aveva appena rubato uno zaino da un'auto, il comune riaccenda i lampioni, dicono i residenti. 4 furti in un anno, il presidente della società consortile di Dolo è esasperato e lancia un appello all'amministrazione comunale. È il 4º furto che subiamo nel giro di un anno, pressappoco. Cosa è successo? I ladri hanno tentato di entrare per più punti, quindi hanno rotto una finestra e hanno rotto anche il soffitto degli spogliatoi e del bagno dei dipendenti e sono entrati nel negozio. Dario Rosato è a dir poco esasperato. Nonostante abbia cercato in tutti i modi di proteggere le cantine Riviera del Brenta a Dolo, i ladri continuano a entrare provocando danni e rubando quanto possibile. L'ultimo furto nella notte. L'area furtiva è ancora da quantificare, principalmente del denaro contante, e stiamo facendo tutti gli accertamenti con le forze dell'ordine, i carabinieri di Dolo e la vigilanza, che c'è l'impianto di videosorveglianza. I danni sono importanti perché hanno rovinato la struttura, quindi c'erano degli interventi di ripristino della struttura. L'amarezza è tanta. Non è chiaro il perché un accanimento contro la nostra attività, anche perché è un'attività che sostiene il territorio, è un'attività che supporta i soci agricoltori del territorio, per cui si va a rubare a quello che è il territorio e sempre cifre modeste, quindi noi abbiamo un sistema di deposito, qui soldi non ce ne sono. Il presidente lancia un appello all'amministrazione comunale. Ci appelliamo anche al pubblico, al sindaco di Dolo, in quanto noi abbiamo degli alberi che circondano la proprietà, 3 ettari di alberi, che in questo momento sono bivacco di persone e sono un problema per la sicurezza. Quindi stiamo facendo tutto quello che è possibile per rimuovere e fare pulizia di questi alberi, dove appunto anche i ladri, le telecamere dimostrano, si appostano. Appello accolto immediatamente. Saranno più gli interventi che abbiamo in mente di fare, ma lascio alle autorità preposte di definirli a pieno, dando appunto attraverso la nostra polizia locale da un lato, ma anche attivando quello che è una solidarietà di vicinato proprio anche dei nostri residenti, affinché tutto ciò che si è visto o che si vede venga immediatamente fornito alle autorità di polizia. E c'è un allarme furti anche nel Bassanese. I carabinieri hanno individuato l'altra sera un'auto sospetta con un uomo al volante che però è sceso e è riuscito a fuggire lungo il torrente Silanetto. L'Audi grigia sospetta, segnalata da alcuni cittadini qualche giorno fa tra via Milano e via Rovigo a Bassano, zona finita nel mirino dei ladri, è stata nuovamente notata in quartiere 25 aprile, domenica sera, intorno alle 20:30. I residenti non ci hanno pensato 2 volte e hanno chiamato i carabinieri. La macchina è stata individuata in via Santissima Trinità, parcheggiata lungo il muro di recinzione di una casa, apparentemente senza nessuno a bordo. Invece nell'auto si nascondeva un uomo disteso sul sedile del conducente con lo schienale abbassato. Alla vista dei militari ha messo in moto per uscire dal parcheggio, ha urtato la macchina dei carabinieri per poi abbandonare l'auto e fuggire a piedi. Un lungo inseguimento, ma il sospettato è riuscito a dileguarsi nel buio della notte lungo il greto del torrente Silanetto. L'intera area è stata setacciata fino a tarda notte da un massiccio dispositivo dei carabinieri, mentre lungo le strade del Bassanese sono stati disposti
preposti posti di controllo. Nell'auto, rimasta abbandonata in via Santissima Trinità, sono stati rinvenuti arnesi da scasso, guanti, un flessibile e delle torce elettriche. Oltre a questo, targhe contraffatte. Anche nell'Audi rubata a settembre in provincia di Lodi erano montate targhe non corrispondenti al telaio. Indagini sono in corso per identificare il fuggitivo. E ladri in azione anche a Cassola e a Mussolente, con i cittadini a dir poco preoccupati. L'allarme è crescente, si moltiplicano nel territorio i casi di furti e di tentati furti ai danni di abitazioni, appartamenti ma anche villette presi di mira dai ladri, incuranti di sistemi di videosorveglianza e di allarmi antifurto. Qualche giorno fa i malviventi hanno agito in Villaggio Europa, in quartiere 25 aprile, ma anche in zona Angarano a Bassano. L'area ora si allarga e notizie di furti arrivano in queste ore anche da Mussolente e da Cassola. I cittadini ormai esasperati affidano i loro sfoghi ai social, utilizzati anche per allertare della presenza di persone sospette. Sarebbe opportuno che queste comunicazioni fossero fatte non soltanto sui social, ma auspico che vengano fatte anche alle autorità, alle forze dell'ordine, proprio perché se ci sono da fare delle indagini anche attraverso videosorveglianza o quant'altro è opportuno segnalarlo. Poi come comune sappiamo che questo è il periodo più critico. Il buio che arriva prima è sicuramente un alleato prezioso per i ladri, e poi le festività, che sono praticamente dietro l'angolo, impongono maggiori controlli del territorio, cosa che farà il comune di Cassola con la polizia locale e che hanno già messo in campo anche i carabinieri con servizi straordinari di pattugliamento. Intanto prosegue anche l'iter per l'avvio dei controlli di vicinato. Faremo appunto con i rappresentanti dei singoli quartieri eletti una assemblea per capire quali possono essere i soggetti o le associazioni che si rendano disponibili a fare questo servizio in collaborazione con le forze dell'ordine. Servizio di Monica Smiderle, siamo a questo, cioè al controllo di vicinato, alle ronde dei cittadini, perché le forze dell'ordine con i mezzi e gli uomini che hanno a disposizione, che sono inadeguati, non possono fare miracoli. E anche a Costa Bissara c'è un altro allarme, altri furti e una specie di invasione delle cavallette, e con lo Stato che evidentemente di questi reati non si vuole occupare in maniera adeguata. 2 furti in abitazione nel giro di un mese, ladri senza scrupoli che entrano in casa anche con i proprietari presenti, come è successo nell'ultimo episodio di qualche sera fa a Costa Bissara. I signori erano in casa, i proprietari hanno sentito dei rumori, pensava che ci fosse qualche altro familiare e poi si sono accorti e sono fuggiti. Per fortuna non li hanno incontrati in casa. Per questo il sindaco, parallelamente al potenziamento dei controlli sul territorio, ha deciso di allertare i cittadini. Il periodo che precede il Natale ogni anno fa emergere questa problematica e i tentativi di furto sono più frequenti, specie nell'orario dell'imbrunire. Basti pensare che lo scorso anno, nei mesi che precedono le festività, a Costa Bissara si erano registrati una decina di furti. Così, con l'auspicio di prevenire e allertare i cittadini, il sindaco ha predisposto dei volantini facendoli girare sui vari social con i numeri utili da chiamare. Io sono preoccupato e ho avvisato i cittadini che devono preoccuparsi della difesa della loro abitazione, perché non ci sono forze dell'ordine che tengono davanti a questi furti. I carabinieri ci sono, intensificheranno anche i passaggi, anche la polizia locale circolerà in quelle ore lì del tardo pomeriggio, però bisogna che ognuno di noi ci preoccupiamo della nostra abitazione. Si può andare avanti così? È incredibile, è una cosa a dir poco sconcertante. Vediamo, tra poche settimane sarà trascorso un anno da quando il cooperante veneziano Alberto Trentini si trova ingiustamente incarcerato in Venezuela, trattative in corso per arrivare alla sua liberazione. Non si sa nemmeno per quali reati sia stato arrestato e sia ancora detenuto in un carcere.
Anche il segretario di Stato cardinale Pietro Parolin ha rivolto un appello per la scarcerazione del cooperante veneziano Alberto Trentini, detenuto a Caracas dal 15 novembre del 2024, e di tutti i prigionieri politici rinchiusi in Venezuela dal durissimo regime di Nicolás Maduro. Sabato a Roma ci sarà anche un sit-in a sostegno di questa richiesta da parte dei militanti venezuelani ed italiani, l'occasione per l'appello alla liberazione dei prigionieri politici ingiustamente detenuti in Venezuela è stata la Santa Messa che il cardinale Parolin ha presieduto in Vaticano dopo la canonizzazione dei primi 2 santi venezuelani da parte di Papa Leone. Nel frattempo si avvicina l'anniversario di 1 anno da quando il nostro connazionale è stato ingiustamente arrestato. Il coordinatore nazionale dell'Associazione Articolo 21, il giornalista Giuseppe Giulietti, sempre sulla Breccia, invita ad accompagnare i vigilanti le trattative in corso per la liberazione di Alberto. In questi giorni è necessario tuttavia, alla vigilia di questo anniversario, muoversi tutti insieme con grande calma e con grande determinazione. Non compiere nessun errore, accompagnare le trattative che sono in atto. Giulietti ha le idee molto chiare. Continuare a illuminare quel carcere buio oscuro con un solo scopo: riportare a casa quanto prima Alberto Trentini, il resto non conta. Servizio di Lorenzo Maier, e passiamo alla politica con le liste elettorali che dovranno essere presentate entro le 12 di domani. I candidati presidenti alla Corte d'Appello, invece i candidati consiglieri, le liste nei tribunali delle sette province. E nel centrodestra solo la Lega finora ha formalizzato queste liste. In Forza Italia tiene banco il caso di Gianantonio Darè, al quale si è aggiunto in questo rush finale anche il caso di Luciano Sandonà, che era rimasto escluso dalle liste della Lega e che pare venga candidato da Fratelli d'Italia. Con Tony Darè c'è un lungo pluridecennale rapporto di stima e amicizia reciproca. Ci sono stati anche dei momenti politici di percorsi diversi, ma l'importante appunto è il rapporto personale e la stima che si ha l'uno dell'altro. A poche ore dalla presentazione ufficiale della lista trevigiana di Forza Italia, l'arruolamento nelle file azzurre di Gianantonio Darè prende sempre più consistenza e nel partito monta lo scontento. Tosi, Andretta, Darè, Forza Italia è una succursale della Lega, attacca una parte dei tesserati storici, ma esternazioni pubbliche fino a dopo le urne difficilmente ce ne saranno. Messo in panchina dalla Liga Veneta, l'ex sindaco di Vittorio Veneto ed ex europarlamentare, già segretario regionale del Carroccio, è dato per certo in corsa col partito di Tajani. Tosi non conferma, ma lo lascia intendere. C'è questo appunto dialogo positivo con lui in vista delle elezioni regionali e speriamo che possa avere un esito positivo, perché una figura capace, competente, esperta come quella di Tony è una figura che va bene a quella che è il corso di Forza Italia. Forza Italia è un partito appunto di amministratori con liste competitive, perché sono liste di amministratori, e quindi appunto sarebbe la figura ideale in questo momento di crescita costante, di affermazione costante di Forza Italia. I veri duelli delle regionali 2025 si giocano dunque all'interno degli schieramenti stessi e dei partiti che li compongono. Nella Lega, dove la contrapposizione tra salviniani e non, si fanno già i conti, anzi gli acconti. 3.000 euro che i candidati alla prima candidatura devono versare al partito, cifra che sale a 10.000 per gli uscenti. E in caso di elezione il saldo dovrà raggiungere i 20.000 euro totali. Quanto ai nomi, nei territori le scelte calate dall'alto, anche solo da Noventa Padovana, non comodano affatto. A Venezia Sebastiano Costalonga è rimasto al palo a favore del vice sindaco Andrea Tomaello. Lui dissimula, ma la delusione è palpabile. La mia disponibilità è sempre stata data in qualsiasi occasione. Io vado avanti, qualcuno voleva che io ritirassi la candidatura, cosa che era tutte cose false, non è vero, era a disposizione del partito, il partito ha deciso di fare queste scelte e si va avanti, ci sarà qualcos'altro che mi aspetterà per il futuro. Il sospetto è che Costalonga abbia pagato la vicinanza al generale Vannacci, che per il suo team di comitati non esclude un ruolo politico, sebbene il federale e Salvini abbiano dettato tutt'altra linea. Sicuramente sulle discussioni legali
legate all'Europa, è un nostro interlocutore perché è anche parlamentare europeo. Io lavoro con tutti, non ho nessun problema, l'importante è lavorare e trovare persone che hanno voglia di portare vantaggio alla nostra comunità. Si prende fino all'ultimo minuto disponibile per presentare le liste anche Fratelli d'Italia, d'altro canto la posta in gioco è alta, visto che il vero avversario è la Lega. A Treviso spunta il nome dell'assessora al commercio Rosanna Vettoretti, ma la decisione è ancora in ballo. Chi resta fuori invece dalle regionali, perché i meloniani potrebbero puntare su di lei alle amministrative del capoluogo del 2028, è la sua collega di giunta Gloria Sernagiotto, figlia di Remo e volto emergente del partito. Servizio di Lina Paronetto, adesso andiamo in pubblicità con i nostri registi Tony Esposito e Marco Gagliazzo, ma state qui perché tra pochissimi minuti sarà in diretta il candidato presidente della Regione del Veneto per il centro-sinistra, l'avvocato Giovanni Manildo. A tra pochissimo. Di nuovo in diretta con Focus TG, come vi avevo anticipato, siamo in compagnia del candidato presidente del centro-sinistra alle prossime regionali del 23 e 24 novembre, Giovanni Manildo. Buongiorno direttore, buongiorno avvocato, grazie molte, grazie, ci vedremo ancora di qui al giorno del voto. Allora abbiamo visto che ci sono stati già dei confronti con Alberto Stefani, uno a distanza, l'altro invece proprio vis-à-vis, e avete affrontato dei temi importanti, tra questi devo dire il sociale, poi anche l'economia, perché ci sono le associazioni di categoria che chiedono conto di quello che lei vorrà fare se dovesse essere eletto presidente della regione del Veneto. Che aria tira, insomma, attorno a sé, che tipo di atteggiamento, di riscontri? C'è una grandissima novità, nel senso che c'è sia negli incontri, quelli dei sindacati, delle associazioni di categoria, c'è un'analisi dello stato di fatto del Veneto che di fatto chiede un grande cambiamento. Quindi i toni sono sempre gentili, sempre sfumati, non c'è una critica aperta all'amministrazione Zaia, però si chiede sostanzialmente, tutti richiedono un cambio di passo, un cambio di velocità, una differenza rispetto al governo precedente, e sostanzialmente è quello che ho sempre detto da quando ho iniziato questa campagna elettorale, che è un momento fondativo. Dopo 30 anni di centrodestra, 15 anni del presidente Zaia, sono cambiate tantissime condizioni, ci sono maggiori fragilità, maggiori bisogni, anche le imprese hanno diverse opportunità e diverse difficoltà da affrontare. Per la prima volta abbiamo l'indice di produttività del Veneto che è al di sotto della media nazionale, quindi l'aria è di un Veneto che sta aspettando un cambiamento, e penso che quindi sia un bel momento per fare campagna elettorale. Ecco, domani sabato entro le 12 vanno presentate tutte le liste, voi le liste le avete completate da tempo, ci sono state rimescolamenti dall'ultima ora, niente? No, 6 le liste che mi avevano detto che mi appoggiavano, domani e sabato sono i giorni proprio di deposito, gli ultimi giorni frenetici, soprattutto per la burocrazia, perché anche la burocrazia per la presentazione delle liste è molto stringente, quindi sono momenti in cui le segreterie organizzative stanno lavorando in modo frenetico. Ecco, dicevamo tanti argomenti di cui si è parlato in questi ultimi giorni durante la sua campagna elettorale. La questione del sociale resta, mi sembra, sempre in primo piano in un paese che sta soffrendo, perché ci sono dati Istat che parlano di 6 milioni di italiani in povertà assoluta, poi c'è l'emergenza abitativa, c'è la questione sanitaria. La questione sociale è fondamentale, c'è un tema di nuovi bisogni, nuove fragilità, l'abbiamo detto tanto.
primo tema, il tema della casa, il tema dell'abitare. Stiamo vivendo un momento in cui c'è molta offerta di immobili nuovi da vendere o da affittare a prezzi molto alti, c'è molta domanda di alloggi e questi non si incontrano. È proprio è drammatica il problema della casa, è sentito dai giovani, dagli anziani, da tutti. E il primo tema concreto che abbiamo proposto come coalizione è quello di istituire un'agenzia regionale per la casa che in modo unitario affronti questo tema, le politiche dell'abitare, stanzi un fondo in 5 anni di 500 milioni di euro, 100 milioni il primo anno per incominciare a efficientare e rimettere a posto il patrimonio delle ATER, perché sono circa 400.000 gli alloggi sfitti e vuoti di proprietà pubblica. Bisogna incominciare a dare il buon esempio e incominciare a rimettere in gioco a prezzi giusti degli immobili. Poi su questo è un tema dove c'è molta sensibilità. Ho letto il presidente di ANCE dice non è possibile che una casa costi l'80% del reddito, cioè siamo alla follia, avere una casa diventa un lusso e non può, è una precondizione anche questa di vita serena e di progettualità di vita. Quindi dobbiamo trovare il fatto che la Regione riesca a stimolare delle alleanze pubblico-private per rispondere a questi bisogni, perché sono gli stessi datori di lavoro che dicono non riusciamo ad avere lavoratori perché dobbiamo anche trovare l'alloggio, perché se non c'è la casa i lavoratori non vengono a lavorare con noi. Lo stesso le persone dell'agricoltura che devono regolarizzare gli stranieri che lavorano per loro. Quindi il tema della casa è veramente la prima emergenza sociale da affrontare. Ecco, lei ha incontrato in questi giorni i sindacati, gli imprenditori, gli artigiani. Quali sono le richieste proprio di questo mondo che, devo dire, in Veneto tiene, sì, riesce ad andare avanti, ci sono ancora molte eccellenze e poi ci sono invece aziende che hanno grossi problemi con cassa integrazione, ricorso. Certo. Allora, il sistema produttivo nel suo complesso chiede una politica di sviluppo da parte della Regione, cioè che la Regione entri nella determinazione delle politiche di sviluppo economiche delle piccole e medie imprese, degli artigiani, degli imprenditori. E questa è una novità, perché negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, c'è stato lasciate fare, cioè, in un momento in cui le cose andavano meglio, probabilmente il fatto ognuno per sé si poteva andare bene. Adesso quello che si sente a gran voce è proprio creare un patto, un'alleanza tra le associazioni di categoria, i rappresentanti del mondo produttivo con il mondo politico, la regione, i comuni, proprio per fare insieme fronte comune e affrontare un nuovo modello di Veneto. Ritengo che questo sia un momento in cui dobbiamo creare una prospettiva, dobbiamo capire su che leve investire. E le richieste, devo dire, che sono molto simili, sia quelle degli industriali che degli artigiani, richiedono di investire sull'innovazione, ritenere l'ambiente e l'economia derivante dall'affrontare la transizione ecologica come degli fattori sfidanti, e sono proprio anche dei punti che sono in linea con col programma che abbiamo presentato con la nostra coalizione. L'altro punto, il grande cambiamento, che ritorna al fatto di dire la politica se ne deve occupare, però dicono occupiamoci anche noi della politica, quindi è una grandissima richiesta di partecipazione che mi è venuta da tutte le associazioni di categoria, di dire il Veneto del futuro deve essere amministrato, direi quasi in coprogrammazione e cogestione tra il mondo produttivo e la politica. E a questo punto una delle ipotesi qualificanti la nostra coalizione, la nostra campagna elettorale è proprio quella di istituire un assessorato alla partecipazione. Questo sia dal punto di vista di affrontare quello che dicevo prima, le nuove emergenze sociali, i nuovi bisogni, prendersi cura di cose che in questo momento sono fuori dal radar, penso ai disturbi alimentari oppure al benessere psichico, alla salute mentale, e al benessere psicologico. Quindi è necessario creare questa alleanza per
costruire comunità dal punto di vista sociale, un welfare generativo, ma è importante che la partecipazione crei, come ho detto prima, anche con i mondi produttivi, uno sviluppo economico duraturo con una visione di lungo periodo. Infatti fare sistema, fare rete. Un'altra sua proposta che insomma è piaciuta molto è il contratto d'ingresso per i giovani che entrano in un'azienda, no? Qui si parla di borse di studio di 500 euro al mese, ecco, è praticabile? Sì, è una proposta molto concreta che risponde alla prima cosa. Io il 10 luglio sono andato all'Università di Padova, ho incontrato i giovani e ho chiesto perché i giovani se ne vanno, perché il Veneto non è attrattivo. Dal 2011 ad oggi se ne sono andati via in modo stabile 48.000, è come se la città di Belluno fosse scomparsa così proprio d'emblée. E non c'è la reciprocità, cioè non è che i nostri giovani vanno all'estero e in ugual numero arrivano giovani da altre parti, perché quello salverebbe la situazione. Quindi vuol dire che siamo poco attrattivi come ecosistema dal punto di vista della casa, l'abbiamo toccato, primo tema, dei trasporti, ma per il costo della vita, per il fatto che il primo stipendio, la prima retribuzione dei ragazzi che escono dall'università o dagli istituti professionali non è adeguato alle loro aspettative di vita. Quindi ho seguito con grande attenzione un dibattito sorto sulle colonne di vari giornali e ho visto che proprio è nato dal mondo produttivo, dal mondo associativo, dal mondo delle fondazioni che uniscono il capitale e i lavoratori, il bisogno di dire diamo una risposta concreta. Quindi questo salario d'ingresso, una integrazione salariale di 500 o di 600 euro al mese va proprio incontro a questa aspettativa. Poi la modalità la troveremo, l'integrazione dei contratti di apprendistato, la modifica dei contratti di apprendistato oppure altre forme di contrattazione collettiva di secondo livello. L'importante è dire che questa è una misura che vorremmo fare appena insediati a Venezia. In effetti troppi giovani sono andati all'estero, peraltro alcuni tornano, ma la gran parte decide di poi restare in altri paesi e per vari motivi. La questione manodopera, no? Lei l'accennava prima, insomma qui da tutti i settori imprenditoriali c'è proprio l'appello a fare qualcosa perché la manodopera torni, e qui parliamo anche di operai qualificati, parliamo di categorie di lavoratori che sono anche non solo quotate professionalmente ma anche retribuite adeguatamente. Cosa si può fare secondo lei su questo? Anche questa è una grande contraddizione, come quella della casa, cioè abbiamo tantissime industrie, tantissimi artigiani, tantissimi agricoltori, aziende agricole che hanno fuori il cartello cercasi personale, c'è proprio bisogno di personale e è innegabile determinate mansioni, determinati lavori le fanno soltanto gli stranieri. Dunque viene anche qui dall'ascolto, non dal racconto mio, ma dall'ascolto di chi vive concretamente le esigenze del Veneto produttivo, dicono abbiamo bisogno degli stranieri, e allora si dice certezza dei numeri, certezza della casa, certezza della coesione sociale, ma è necessario che delle persone formate riescano a entrare nel nostro mondo produttivo, e su questo devo dire che c'è molta maturità da parte degli industriali e da parte degli artigiani. L'idea quindi è quella di, da una parte, fare una formazione molto profonda sia sui nostri usi e costumi e sia sulla lingua e sul lavoro che andranno a fare. Questa formazione si può fare sia in Italia che all'estero, il terzo settore la fa all'estero, però la difficoltà è che tra l'inizio della pratica e il reperimento e diciamo la formazione finale della persona che andrà a lavorare nel terzo settore passano 9-12 mesi, quindi non è di attualità. Quindi dobbiamo pensare a fare bene, sempre con la certezza dei numeri, rispetto delle regole, anche una formazione nel nostro territorio. E questo cosa
implica che dobbiamo fare una politica dei flussi governata, non subita, quindi bisogna incominciare in modo molto approfondito a riprendere il tema dell'accoglienza diffusa, cioè del fatto che non si creino ghetti e non si consegnino delle persone alla malavita, al malaffare, all'abbandono sociale, ma si riesca gradualmente a fare un percorso di coesione sociale. Su questo mi ha molto colpito perché negli incontri i primi ad affrontare questo tema sono state le categorie produttive e i sindacati. Quindi vuol dire che la società civile è molto più avanti della politica e impone l'agenda alla politica. Il tema dell'immigrazione deve essere governato in modo serio e non bisogna buttare benzina nel fuoco dell'immigrazione alimentando paure. Ne abbiamo anche bisogno, basta fare un giro, ripeto, a cercasi personale, abbiamo bisogno, cerchiamo di lavorare, questo sia nel mondo del produttivo vero e proprio che nel mondo del privato sociale, quindi penso proprio dalle badanti agli OS, c'è proprio bisogno di questa iniezione di personale. Ecco, è quello che auspicano tanti imprenditori, però dicono spesso noi abbiamo bisogno appunto di personale qualificato, no? Sappiamo che la gran parte degli stranieri che arrivano sul nostro territorio non hanno già un lavoro, possono essere formati casomai, ma non si trova il caporeparto già pronto. Diciamo. Il direttore ha colto il punto, 2 cose: certezza, rispetto delle regole, formazione, 3 cose, non 2. La formazione, l'ho proprio anche detto nel mio intervento, è la cosa più importante perché fa diventare queste persone anelli di una catena di produzione del valore che ci ridà fiato, perché abbiamo toccato il tema dei giovani che vanno via, del fatto che nel 2050 saremo 3 anziani ogni under 14, cioè la glaciazione demografica, l'inverno demografico, lo spopolamento di alcune aree interne sono delle cose che devono essere affrontate e governate, e devono essere governate per tempo. Quindi questa maturità, questa profondità nell'affrontare questo tema è necessaria per creare futuro in Veneto. Ecco, lì sull'invecchiamento purtroppo inevitabile e interminabile della popolazione davvero c'è molta pressione, perché già oggi, adesso non ricordo il dato, ma ci sono migliaia di persone, di famiglie anche in Veneto, che non riescono a far ricoverare in casa di cura. Guardi, i numeri li ho, se vuole, li ho proprio ben impressi, perché mi hanno molto impressionato. Sì. Allora, innanzitutto mi ha impressionato il dato: 4.850.000 veneti, 1.200.000 anziani, 330.000 anziani autosufficienti, 320.000 anziani che hanno bisogno di assistenza. Queste persone che hanno bisogno di assistenza, non tutte le domande sono coperte dall'impegnativa di residenzialità, quindi sono 28.000 le persone che hanno la possibilità di entrare con l'impegnativa di residenzialità nelle RSA su 33.000 aventi diritto. C'è una lista d'attesa ampia tra chi ha l'impegnativa e chi non ha l'impegnativa, che non può pagarsi l'RSA, che rimane fuori, e quindi le famiglie lavorano con le badanti e ogni tanto anche col lavoro sommerso, perché sappiamo che purtroppo sono delle realtà che vanno governate. Con questi numeri il tema degli anziani è un tema che va affrontato, e visto che sono diverse le classi, il tema degli anziani va affrontato, uno, sul fatto di garantirgli sicurezza e evitare la solitudine, quindi ritorniamo al tema della welfare generativo, l'assessorato alla partecipazione come sviluppo di comunità che si prende cura di tutte le fragilità ed evita che gli anziani rimangano soli, quindi una creazione di una dinamica viva in cui si invecchia in modo felice. Invece le persone che hanno bisogno di cura, dobbiamo da una parte approvare la legge regionale sui caregiver, cioè le persone che portano sollievo a propri familiari, propri amici o propri vicini in modo non professionale. Questo è un altro modo per prendersi cura. L'altro modo è quello di dire aumentiamo i posti letto nelle RSA proprio per quelli i non autosufficienti che hanno bisogno di cure. Cerchiamo poi di prevenire aiutando gli anziani a vivere a casa propria, nel caso
anche con forme di coabitazione collettiva, il famoso co-housing. Ecco, tutte queste proposte ci possono far pensare a un Veneto più giusto, inclusivo, che pensa ai bisogni di tutti e se ne prende cura. E questa è la visione che vogliamo avere del Veneto di oggi, non del futuro, del Veneto di oggi. Avvocato, poi però c'è sempre il problema delle rette, no? Sono veramente costi altissimi e quindi pochissime famiglie se lo possono concedere. Il tema è fortissimo, anche perché con le impegnative di residenzialità c'è il massimo sono 52 euro, la retta è di 120, 70 euro sono a carico al giorno, sono a carico delle famiglie e non tutti se lo possono permettere. Questo è un tema molto importante, si deve fare qualcosa sul fronte del reperimento delle risorse, questo senz'altro, e dobbiamo anche poi pensare al fatto che molto spesso, questo è per l'allocazione delle risorse, molto spesso noi abbiamo assistito alla sanitarizzazione di bisogni sociali. Quindi cosa vuol dire? Che ci si è occupati dal punto di vista sanitario di esigenze, di bisogni che potevano essere affrontati col sociale a costi minori. Ecco, la Regione deve avere una mappatura dei bisogni molto chiara, capire qual è la risposta più adeguata al bisogno e con una regia più determinata di quello che è successo finora, dare la risposta più giusta e in questo modo si potrebbe anche arrivare al risparmio, all'impiego migliore delle risorse che abbiamo. Comunque il tema del fatto che gli anziani sono sempre di più e quindi i costi sono sempre di più, il direttore ha ragione, è il grande tema, bisogna pensare a reperire risorse per la sanità e per il sociale, tanto è vero che ho chiesto e penso che debba essere una guerra di civiltà che tutti chiedano al governo che le spese sanitarie siano almeno al 7% del PIL. Ora si attestano al 6%, però un punto percentuale in più di spese di trasferimento da parte dello Stato per spese sanitarie è necessario per poter garantire non solo in Veneto ma in tutta la nostra nazione una sanità e una socialità adeguata. Allora, dobbiamo dare 2 minuti in pubblicità, state con noi, torniamo con l'avvocato Giovanni Manildo, candidato presidente della Regione del Veneto per il centro-sinistra, tra poco. Mattia Pizzaia in regia per questa intervista con Giovanni Manildo, candidato presidente alla Regione del Veneto per il centro-sinistra. Tanti temi, avvocato, uno dei più diciamo dei tasti dolenti, e io lo vedo dai tanti messaggi che arrivano la sera a Focus, è la sicurezza. Noi, tanto per fare un esempio, non c'è giorno, non c'è edizione telegiornale in cui non si parli di furti in abitazioni, nelle caserme dei pompieri perché vanno a prendere gli strumenti per tagliare le porte blindate, nelle scuole, nelle palestre, insomma, ma soprattutto quelli più odiosi sono i furti in abitazione. Ieri abbiamo parlato di un furto in casa di una persona che aveva avuto un lutto, era al funerale, sapevano che era al funerale e sono andati a rubarla in casa, no? Che cosa si può fare? Perché è arrivato il ministro degli interni, ha detto aumentiamo la videosorveglianza, le forze dell'ordine fanno il possibile ma evidentemente non basta. Allora, come ho avuto modo di dire molte cose, la ringrazio per la possibilità di ribadirlo. Il tema della sicurezza è un tema che va affrontato, non è un tema da slogan, non è un tema da campagna elettorale, nel senso che non ci può essere contrapposizione, deve essere proprio un'alleanza per garantire la sicurezza a tutti, cioè è la precondizione per vivere, la libertà di muoversi, la libertà di uscire, la libertà di andare con i propri cari. Cosa dobbiamo fare? Aumentare gli organici delle forze dell'ordine, aumentarne le attrezzature idonee, i presidi del territorio. Ci sono zone per esempio del Veronese che non hanno il commissariato, che stiamo affrontando anche questo tema, una certezza della pena e conseguentemente
edilizia carceraria, perché abbiamo le carceri piene, quindi non è possibile che ci siano persone che escono perché non c'è la possibilità di allocarle in carceri, e il fatto di un rigore nei comportamenti antisociali. Questo è assolutamente necessario. Poi togliere il patto di stabilità per far sì che i comuni possano assumere dei vigili supplementari, perché il controllo del vicinato è importante, ma è importante anche la polizia municipale, il fatto del presidio garantito dai vigili. Poi è fondamentale l'educazione, il rispetto, la scuola, il ruolo primario della scuola, che devono in qualche modo formare una coscienza civica, una coscienza del rispetto delle regole, progetti sociali di accompagnamento di persone che si occupano dei casi più difficili, perché penso alle baby gang. Le baby gang sono un fenomeno che veramente preoccupante, che va affrontato con da tutte e due le angolazioni: la certezza della pena, la repressione, ma anche l'educazione e il reinnesto sociale. Penso che mettendo insieme contemporaneamente, non prima l'una poi l'altra, contemporaneamente tutte queste misure, tutte insieme, dicendo che ragazzi è una guerra collettiva, cioè è una guerra di liberazione, quella che dobbiamo affrontare sia la destra che la sinistra insieme, per garantire la sicurezza alle nostre città. Ecco, poi c'è, Avvocato Mariddu, la questione della politica dell'odio, no? L'altro giorno abbiamo visto in Parlamento uno scontro violento tra maggioranza e opposizione, la Meloni che paragonava l'opposizione ad Hamas, e la Elly Schlein che dal canto suo era altrettanto duro con il governo, e diceva, ecco, questa è la cosa che ha fatto infuriare la Premier, che con questo governo di centrodestra la democrazia è a rischio, no? Ci potrà essere in Regione un clima, diciamo, di maggiore collaborazione, non di scontro continuo, perché poi è questo che i cittadini vorrebbero vedere. Io dico due episodi. Allora, il primo, proprio per dire che il clima d'odio è una cosa che bisogna assolutamente togliere. Ero al Cavallino per un incontro pubblico, abbiamo fatto un incontro pieno di voglia, propositività. Il giorno dopo vedo negli stessi luoghi a morte gli ebrei, episodi assurdi di gente che da condannare. Ho espresso la vicinanza alla comunità ebraica e ho evidenziato che non bisogna soffiare sull'odio, queste persone devono essere veramente consegnate alle loro responsabilità. In questo clima la politica ha una responsabilità ancora più importante. Devo dire che in questa campagna elettorale io e Alberto Stefani ci stiamo comportando in modo assolutamente speculare, uguale, cioè nel senso che abbiamo entrambi il rispetto per l'altro e il rispetto per la funzione che vorremmo entrambi andare a svolgere, che è quella di governare la regione, ma il rispetto alla funzione che chi vuole governare una regione deve avere, che è quello di creare futuro per creare prospettiva. Ecco, io penso che la politica sia questa, e sia il fatto di trovare le soluzioni migliori per il territorio che si deve andare a governare. Il clima di contrapposizione, tutti devono fare un passo indietro. Mi piacerebbe che, soprattutto a livello nazionale, ecco, non mi piacciono i capipopolo a livello nazionale, ne abbiamo di tantissime esemplificazioni. Non mi sono piaciute delle esternazioni del generale Vannacci, molto preoccupanti anche quelle a commento dell'episodio terribile, non increscioso, terribile, dell'omicidio di chi guidava il pullman della squadra di Pistoia di basket. Ecco, ritengo che siccome avere un ruolo pubblico comporta avere delle responsabilità, dobbiamo tutti fare un passo indietro, capire che la politica è l'arte di creare futuro per le proprie comunità. Dobbiamo respirare, fare tutti. Il clima d'odio non è che viene calato dall'alto, è generato anche dai protagonisti della politica, quindi inviterei tutti quanti ad abbassare i toni e abbassarli occupandosi soltanto della progettualità e di cose che veramente interessano i cittadini, che sono i primi stanchi di questo clima d'odio.
Avvocato, un'ultima cosa, che dovesse appunto prevalere il centro-sinistra con l'elezione anche a presidente di Giovanni Manildo, quale sarebbe secondo lei, diciamo, il confronto? Ecco, sarebbe comunque un confronto aspro con quella che sarebbe l'opposizione in questo caso, o ci potrebbe essere un clima non dico di collaborazione, ma di, come lei diceva, di comune responsabilità, volontà di responsabilità, no? Sì. E di voler risolvere i problemi soprattutto. Io penso che ci sia da entrambe le parti un clima di responsabilità, perché l'elemento fondativo, il momento fondativo del Veneto è sotto gli occhi di tutti. Le responsabilità che chi vincerà in Veneto si dovrà assumere sono talmente importanti per costruire il futuro del Veneto, dove sarà necessario non perdersi in stupidaggini, quindi ritengo che qualora vengano presi dei provvedimenti di largo respiro, dei provvedimenti che veramente rispondono ai bisogni dei cittadini, su questo sarà conseguente che le parti abbiano un atteggiamento di responsabilità. Grazie a molte, lei. grazie a Giovanni Manildo, candidato presidente del centro-sinistra alle prossime regionali del 23 e del 24 novembre. È tutto per oggi, ci vediamo stasera a Focus, arrivederci, buona giornata.